Bentrovati, stiamo tornando verso la normalità e questa diciamo che la novità del giorno. Ed è per questo che noi ritorniamo a fare trasmissioni sportive. Chiaramente seguendo un po' tutte quelle che sono le direttive ministeriali, siamo senza mascherina, ma siamo abbastanza distanti per poter portare avanti questa unica puntata del 2021. Poi speriamo tanto che possiamo riprendere in settembre con gli ospiti in studio della FIGC di Agrigento. Questa sera noi parleremo non solo di FIGC, di ciò che è stato e di quello che sarà. Chiaramente noi ci riferiamo ai programmi che dovevano essere così completati, che sono stati completati, magari in maniera diversa e in maniera però abbastanza soddisfacente. E poi per quello che ci prospetta l'immediato futuro, quindi ciò che ci prospetta la normalità, la prossima normalità. Parleremo anche di altro, ma attenzione, non voglio anticipare nulla se non prima avervi presentato i miei ospiti in studio. Stefano Valenti, coordinatore regionale dell'SGS, settore giovanile scolastico, il delegato della provincia di Agrigento, nonché presidente, comunemente chiamato, della FIGC, Angelo Caramanno. Buonasera. Bene, e allora la normalità, cosa significa normalità, Stefano? La normalità significa avere la possibilità di fare tutto quello che quotidianamente si vuole fare, ecco. Quindi dopo questo periodo un po' particolare, travagliato, che non staremo qua certamente a parlarne, è chiaro che poter riprendersi la normalità sembrerebbe una cosa veramente bella e che comunque è una cosa sosperata e aspettata da parecchio tempo. Quindi... Ecco, ci sono delle coincidenze sulla normalità. La normalità per esempio con gli europei di calcio. Ecco, timidamente come inizia a vedersi il pubblico, i tifosi sugli spalti, e già questo è un grosso successo. Sì, sicuramente l'inizio di un'attività chiaramente non poteva avvenire con uno stadio completamente pieno, ma con una certa percentuale che sicuramente aumenterà anche fra un po'. È una cosa che ci proietta verso un'unica direzione, che è quella della ripresa a pieno regime e con la nostra buona volontà di riprenderci tutto quello che ci è mancato in questo periodo. Ecco, è stato un giugno di grande movimento, caro Presidente Caramanno, un giugno che in prospettiva, ecco, un po' ci anticipa a quello che potrebbe succedere a fine di quest'estate. Un'estate che arriva in maniera, diciamo, quasi inopportuna, perché terminando la stagione agonistica, ecco, ora si inizia a preparare quella successiva, speriamo normalmente, nel prossimo mese di settembre. Sì, Carmelo, noi con la speranza che tutto vada per il verso giusto e tornare gradualmente alla normalità, perché ancora non siamo completamente usciti da questo brutto tunnel, stiamo programmando l'attività per i prossimi campionati, per la ripresa. Ripartiamo dove ci siamo fermati l'anno scorso. Purtroppo noi nella nostra provincia, tutti a livello provinciale, non siamo partiti completamente, né con la terza categoria e nemmeno con l'attività provinciale del settore giovanile, quindi dobbiamo riprendere. Ti posso semplicemente dire che non ci siamo mai fermati a livello di contatti. Abbiamo sentito tanti dirigenti che operano nel nostro mondo e tutti sono molto propensi a ripartire con tanto entusiasmo, perché questa pandemia ci ha fatto capire veramente che significa non poter fare delle cose a cui si ha tanta voglia. Possibilmente quando si potevano fare molte cose l'apatia, la noia non ci permetteva di andare avanti, così eravamo completamente rilassati. Invece ora la privazione, essere privati di qualcosa, sta portando la gente a riprendere. Io ho contattato alcuni dirigenti che in alcuni comuni per qualche anno non hanno fatto attività e ora hanno tanta voglia di ripartire, quindi mi auguro che ciò possa essere, diciamo, un trampolino di lancio e poter ripartire alla grande per il prossimo settembre con i campionati nostri. Diciamo che gli stimoli non mancano e sicuramente, ecco, nella normalità, ecco, c'è la voglia di ritornare a giocare e a fare calcio. Ultimamente il Ministero della Salute
ecco, si è adoperato soltanto con i tamponi verso gli atleti, ma ora si è allargata anche la fascia di chi può fare il vaccino e quindi si va verso l'età diciamo, più giovanile, e quindi interessano principalmente i giovani calciatori che possono ritornare, ecco, senza paura a fare veramente calcio. Ora più tardi ne sapremo di più, anche perché andremo in collegamento con il nostro presidente regionale Sandro Morgana. Però diciamo che la parte critica, o meglio ancora la parte più critica di questo Covid-19 è stata superata attraverso la scienza, attraverso i vaccini, e speriamo che quando prima, ecco, ci sarà una vaccinazione totale per consentire una indennità di gregge, come si suol dire, sperando che oltre a ritornare sugli spalti si possa ritornare nuovamente a fare calcio e a farsi anche la doccia, perché c'è stato un momento in cui le squadre erano costrette a non fare la doccia a fine partita. Stefano. Sì, sicuramente il vaccino è la soluzione che ci possa permettere di ritornare in pieno nella normalità. È chiaro che abbassando anche il livello di età per potersi vaccinare ci può permettere, anche una volta salvaguardata la parte diciamo più matura delle persone, di andare a essere più tranquilli anche con i giovani, perché siamo tutti coinvolti in questo momento, tutti soggetti a poter trasmettere questo virus. Quindi che ben venga questo vaccino anche per i giovani, anzi credo che possa essere diciamo, la soluzione ideale per poter iniziare le nostre attività dove sono fortemente penalizzate, le attività di contatto, le attività sociali, le attività dove c'è aggregazione, e questo avviene negli sport di squadra, e nel nostro sport in particolare il calcio chiaramente non possiamo non attivarci per poter riprenderci questo momento. Quindi il vaccino sicuramente sarà uno degli strumenti, se non lo strumento principale, che possa farci ritornare come dici tu, non solo a farsi la doccia, a utilizzare gli spogliatoi, ma principalmente a poter iniziare le nostre attività, i nostri tornei, i nostri campionati, magari ecco, vaccinandoci, allegando, come si suol dire in questi eventi, anche l'avvenuta vaccinazione, così come ci sarà il tesseramento, in maniera tale da poter evitare i tamponi, evitare una situazione che ci possa permettere di essere più tranquilli nell'affrontare questo problema. Ecco, parliamo un po' delle iniziative che si sono portate avanti in questi ultimi mesi. A parte il campionato di eccellenza, che è variato rispetto al normale, ecco, la FIGC ha portato avanti anche delle altre iniziative molto, molto importanti, sia a livello regionale che anche a livello nazionale, mi sembra di aver capito. Sì, noi per quanto riguarda il settore giovanile devo dire che non ci siamo fermati per niente, anche se l'attività sul campo è stata diciamo, sospesa, però dal punto di vista della nostra programmazione, delle attività, siamo stati 1 anno e mezzo a poter programmare, formare, informare. Abbiamo fatto corsi di aggiornamento e di formazione per i tecnici, per i dirigenti, abbiamo coinvolto anche negli nostri incontri, anche se in via diciamo, telematica, abbiamo coinvolto anche i genitori, questo gruppo di persone che mancava, questo tassello che mancava nelle scuole di calcio. E quindi abbiamo programmato una stagione e ci siamo trovati pronti in questo mese di giugno, una volta riprese le attività, a poter ripartire con i nostri tornei dell'attività giovanile, dell'attività di base per quanto riguarda i pulcini, gli esordienti, attività che stiamo portando avanti e sicuramente fino al 30 giugno. Abbiamo già concluso la fase, la fase diciamo, primaverile dell'attività di base, stiamo continuando con il torneo arcobaleno per quanto riguarda le scuole di calcio che continuano con noi questa attività per riprendere. La novità di quest'anno è che si riprenderà da settembre con queste categorie una continuazione fino a ottobre-novembre per poi riprendere i campionati normali. È chiaro che in tutto questo ci sono anche altre attività, come hai detto tu,
a livello nazionale come il progetto Refugee Team riservato appunto ai Sipromini, che sono stato veramente una cosa bella, coinvolgente, che abbiamo veramente portato ad un aumento di questa attività. Basta pensare che l'anno scorso erano 12 Sipromini, quest'anno siamo arrivati a 30, quindi coinvolgendo 500 ragazzi, diciamo non fortunati, che hanno avuto la possibilità di partecipare a questo bellissimo progetto, dove noi come federazione abbiamo messo a disposizione di questi centri un tecnico nostro, un collaboratore della FIGC, con tutte le procedure che si adottano in questo momento, però abbiamo messo un nostro tecnico che ha guidato questi ragazzi e, come dici tu, siamo riusciti a fare 2 belle finali, una a Palermo e una a Gela, dove da queste 2 finali sono uscite fuori due squadre, una Marsala e una la nostra Raffadali, che a settembre andranno a rappresentare la Sicilia nel torneo, nella fase nazionale di questo torneo. Angelo, invece a livello provinciale, ecco, riallacciamoci a ciò che era stato organizzato e che non si è fatto per ovvie ragioni. Ecco, cosa si ci prospetta in futuro? Io mi riferisco non solo al calcio di base, ma anche alla terza categoria. Sì, l'euforia mi sembra che sia ritornata. Sì. Noi l'anno scorso avevamo un girone di 13 squadre, che è un bel risultato. Poi prima di partire una squadra si è ritirata per il discorso del Covid ed eravamo 12 pronti a ripartire con i gironi fatti. La settimana prima ci hanno bloccato per tutto quello che sappiamo. Io in questo periodo ho sentito i dirigenti, siamo stati in contatto così, e ti posso assicurare, Carmelo, che c'è una gran voglia di ripartire. Diciamo che su 12, 10 mi hanno dato la certezza che ripartono, 2 hanno qualche problemino per varia natura di cambi, di cose diverse dalla voglia di ripartire, però ti posso assicurare che mi sono attivato per mettere in movimento tutti quei comuni che per motivi diversi non vanno calcio qualche periodo. Ho trovato molta disponibilità, Carmelo, molta voglia e disponibilità di ripartire, quindi noi possibilmente il prossimo anno, sono fiducioso, avremo di nuovo delle società gloriose che per motivi diversi si sono fermate qualche tempo fa e che hanno voglia di ripartire, quindi sicuramente partiremo con un campionato o con lo stesso numero o addirittura possiamo ampliarlo di qualche unità, e questo è l'augurio che faccio. Poi, Carmelo, volevo pure riprendere il discorso dell'eccellenza. Dobbiamo fare un grosso applauso al nostro presidente Morgana, a Sant'Angelo Presti, a coloro che hanno voluto veramente la ripartenza. È stato un bel segnale, Carmelo, ripartire con l'eccellenza, perché in un momento di difficoltà, di buio, nessuno credeva alla possibilità di portare un campionato al termine. È stato un atto di coraggio. Di coraggio, una scommessa vinta dal nostro presidente Sandro Morgano, una scommessa vinta. Sì, bene, abbiamo una telefonata. Allora, pronto? Ella è caduta. Vediamo un po', ritendiamo nuovamente questa telefonata, vediamo un po' chi... Dicevo una scommessa vinta, perché alla fine nel girone A si è partito con un numero inferiore a quello del girone B, però i campionati sono andati a termine con 2 belle finali. Poi purtroppo per noi agrigentini non c'è stato il salto di qualità della nostra Agri, ragazzi. Però diamo merito alla Sagrada Aldese, che ha vinto meritatamente, è una bella squadra, quindi facciamo gli auguri agli amici di San Cataldo per la vittoria, e ad Agrigento all'Assento si è stata una bella partita tra Giarre e Siracusa, due società blasonate che hanno fatto categoria superiore, e alla fine la spunta del Giarre. Scusa, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? C'è la linea che è disturbata. Sì, pronto? Va bene. E allora, cercheremo di fare un altro tentativo, intanto noi andiamo avanti. Io suggerirei invece la regia di mandare le immagini, ecco, di questi ragazzi extracomunitari. Personalmente li ho seguiti, non sono dei ragazzi che danno, eccoli qua, un calcio al pallone e via, ma sono ragazzi che si destreggiano abbastanza bene, che potrebbero ben figurare anche nelle squadre dilettantistiche nostre, in attesa poi magari di spiccare il volo. Stefano, sono dei ragazzi che
la maggior parte di loro sono tutti ragazzi, sì, quindi che sono minorenni. Under 18 sono tutti minorenni. Sono tutti minorenni. Questo è riservato. E quindi quando vengono sulle nostre coste vengono con l'idea di poter sfondare nel mondo del calcio. E questo invito, ecco, questa cosa organizzata molto bene dalla FIGC, è quasi un invito a dire divertiamoci insieme e per oggi potrebbe essere un futuro calcistico anche per noi. Sì, Carmelo, sono dei ragazzi veramente che arrivano, il progetto è riservato ai ragazzi minorenni, chiaramente non accompagnati, e quindi per loro il discorso di poter confrontarsi attraverso il gioco del calcio, dove ci sono tanti ragazzi veramente validi. Sì, pronto? Allora, finalmente abbiamo raggiunto telefonicamente Costantino Ciulla, che è l'assessore allo sport del comune di Agrigento. Accanto a lui c'è anche Gerlando Piparo, consigliere comunale. Ecco, entrambi sono direttamente interessati al nostro discorso che stiamo per intraprendere. Dunque, qui siamo con gli amici Angelo Caramanno e Stefano Valenti, che voi conoscerete sicuramente. Sono praticamente il presidente della FIGC di Agrigento e il responsabile della SGS regionale. Quindi stiamo parlando di calcio di base, di calcio giovanile e di calcio chiaramente dilettantistico. E allora, come si sta preparando, ecco, Agrigento, ecco, la città di Agrigento, alla ripresa delle attività calcistiche nella nostra città? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Purtroppo siamo rimasti tutto il giorno quasi a Palermo, perché abbiamo fatto un proficuo incontro con il nostro assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Maglio Messina. Abbiamo parlato di tante cose, tanti progetti per la nostra città, quindi siamo all'uscita di Palermo, quindi abbiamo ancora un po' di strada da fare per rientrare da Agrigento. Insieme a Gerlando abbiamo parlato oggi, appunto, per l'ambito sportivo, anche di progetti che riguardano il nostro stadio. Sicuramente abbiamo parlato di tante opportunità che ci sono, che si prospettano nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni di programmazione per linee di finanziamenti che possono agevolare la nostra città, intervenendo nelle strutture sportive. Ecco, quando si parla scusa Costantino, quando si parla di Esseneto, del nostro stadio, ti riferisci all'impianto di illuminazione? Ma chiaramente questa è un'opera che da tanti anni, anche questa annunciata ma mai portata concretamente alla luce, ecco, se vogliamo usare anche un eufemismo. Quindi diciamo che a me non piace, per carattere mio personale, non piace fare false illusioni e diciamo illudere anche i nostri concittadini, me ne guarderei parecchio. Però devo dire che il cruccio è quello. Noi, avendo anche una squadra che si prospetta di affrontare delle categorie, speriamo, più alte di quelle che sta affrontando in questo momento, anzi ne approfitto per ringraziare e salutare gli amici biancazzurri dell'Acragas, che purtroppo domenica abbiamo perso. Noi eravamo presenti insieme anche al sindaco, abbiamo assistito alla sconfitta, però speriamo in tempi migliori. Poi non so, ci potrebbe anche essere la possibilità di un ripescaggio, credo, se non erro. Ecco, vedi, ecco, tu... approfitto anche, scusate, sì, prego, per salutare la Fortitudo, che anche domenica ha disputato la gara numero 4 per la finale, per la qualificazione in Serie A. Purtroppo ha perso, però c'ha l'ultima chance domani, mi pare che sia mercoledì, sì, fuori casa. Speriamo bene, facciamo tanti auguri anche alla Fortitudo. Ma anche alla SEAP dalle Cardillo Aragona, che ecco, avevamo tre squadre in finale, praticamente una è andata a buca, quella dell'Acragas, ma speriamo che possa rientrare nel calcio che conta attraverso la porta di servizio. Speriamo. Sì, il
problema è che magari l'Akragas riesce a salire di categoria, ce lo spieghiamo tutti, però sappiamo pure benissimo, conosciamo il problema che l'Akragas non può permettersi di salire di categoria e poi andare a giocare le partite di casa in trasferta. È una cosa che principalmente, caro Carmelo, lo sai, noi ci siamo conosciuti anche quando sono stato dirigente sportivo di una società agrigentina e non era accettabile il fatto di dover andare a giocare fuori casa tutte le domeniche, pur essendo in casa. Quindi la città di Agrigento necessita chiaramente di interventi strutturali importanti per quanto riguarda gli impianti sportivi. Primo fra tutti sappiamo che l'Esseneto è uno di quelli, quindi stiamo lavorando e io mi auguro di annunciare cose concretamente, ma stiamo lavorando ad un progetto grazie alla sinergia che c'è con il consigliere Piparo che è qui con me, come avete già detto, sì. Che è in commissione, tra l'altro lui turismo, sport e spettacolo al Comune di Agrigento, tutta la dirigenza regionale pure per cercare di portare questi benedetti finanziamenti nella nostra città. Senti, c'è Angelo Caramanno e Costantino. A breve. Sì, Costantino, c'è Angelo Caramanno, il presidente della FIGC di Agrigento, che ti vorrebbe porre una domanda. Prego. Sì, cioè, innanzitutto ti saluto. Ciao Costantino, sono Angelo Caramanno, saluto pure Piparo. Carissimo, buonasera. E buon viaggio, state tornando da Palermo, quindi buon viaggio. Sì, Dicevo, per quanto concerne invece il campo di Fontanelle, ci sono possibilità di averlo disponibile per il prossimo campionato per una squadra eventualmente di Agrigento come nuova terza categoria, oppure già qualcuna che già esiste, e per tutte le varie attività che noi facciamo nel settore giovanile ci sono le condizioni di rimetterlo in sesto e ridarlo fruibile a tutti? Guarda, anche lì spiegabilmente non mi spiego io da amministratore oggi come sia stato possibile realizzare una struttura non rendendola idonea a quelli che sono campionati, quali campionati non altissimi ma di prima categoria, che sappiamo che c'è qualche soggetto che in città potrebbe essere interessato anche a fare un campionato, chiamiamolo di secondo livello rispetto a quello dell'Akragas che è la prima squadra, sì. Ma come dicevo, già avendo avuto personalmente di dirigenza in prima categoria, noi abbiamo giocato forse all'Esseneto una volta, abbiamo giocato all'Esseneto una volta perché ci è stata concessa gentilmente questa occasione, opportunità, ma poi ci trovavamo ad allenarci fuori Agrigento e giocare le partite di casa fuori Agrigento, quindi lì io non riesco a capire il motivo per il quale quando è stato realizzato questo nuovo stadio, che abbiamo l'effetta sintetica, cosa che richiede un investimento importante, non è oggi omologabile a disputare partite superiori a quelle che sono di terza categoria. Ma chiaramente mi chiedono la disponibilità della struttura e quindi c'è la massima apertura da parte della nostra amministrazione con la giunta con il sindaco Francesco Miccica in testa. Allora, Gerlando, per completare il discorso sulle strutture sportive, poco fa parlavi delle difficoltà che c'è l'attuale amministrazione, ma anche in passato diciamo che c'erano delle difficoltà perché i fondi sono quelle che... Queste difficoltà stiamo cercando di bypassarle con i nostri strumenti, personali, e ci mettiamo anche del nostro, quindi restando in comune fino a sera tarda e mettendo di tasca propria anche a volte come tempo e come denaro pure, per l'amore della città e per l'amore dell'Akragas, se parliamo di calcio e di Stadio Esseneto. Sì. Perché non vi nascondo che ci siamo impegnati al massimo e penso che a breve avremo delle risposte concrete, serie e certe, con delle date certe di inizio e quindi dando le risposte fattive alla città. Bene. Va bene, Gerlando. Per quanto riguarda le altre strutture, ecco, abbiamo una struttura che a breve sarà aperta, che è la palestra distrettuale. Mancano solo alcune cose per completare, un nulla osta che arriverà a breve, delle opere di completamento, che ci sono delle somme che abbiamo impegnato nel bilancio, 372.000 euro per il completamento, e quindi entro quest'anno consegneremo anche questa struttura alla città. Benissimo, Gerlando, io saluto te e Costantino, buon viaggio e ci sentiremo in occasione, speriamo, di buone notizie, va bene? Di altre buone notizie. Grazie. Arrivederci, buon viaggio, buon viaggio, buon viaggio.
Allora, ritorniamo un attimino ai nostri amici extracomunitari. Sì, stavamo dicendo questa iniziativa, questo progetto è rivolto ai minorenni non accompagnati, quindi è chiaro che quando queste ragazze arrivano nel nostro territorio, nel nostro paese e magari qualcuno di loro ha delle buone capacità tecniche, per loro si apre, diciamo, la possibilità, l'orizzonte, si apre quella voglia di poter andare avanti in questo bellissimo sport. Noi chiaramente, come al solito per l'attività giovanile, come al solito per tutte le attività, utilizziamo il gioco del calcio come strumento educativo, quindi per noi è importante che avvenga una buona socializzazione, che avvenga l'integrazione. Infatti il progetto prevede anche la partecipazione dei tesserati presso le nostre società, che possono fino a 3 ragazzi bianchi, tra virgolette, diciamo, che tesserati per le nostre società locali, che possono partecipare a questo torneo assieme ai ragazzi. Diciamo, c'è questa integrazione a tutti gli effetti. È chiaro che questo permette a questi ragazzi appunto di giocare, divertirsi. Ti devo dire che aspettano con ansia veramente i nostri collaboratori il giorno destinato per l'allenamento, affinché si realizzi un po' quella loro voglia, quella loro capacità di mettersi in mostra, capacità di confrontarsi. E devo anche soffermarmi sul fatto che abbiamo fatto 5 semifinali, abbiamo fatto, tra cui la nostra è stata fatta una presso il campo di Fontanelle, che ringrazio appunto Giovanni Sorci per aver messo a disposizione l'impianto sportivo. Erano appunto le immagini che abbiamo visto. Un'altra semifinale è stata fatta a Licata e poi sul territorio siciliano, per arrivare appunto a queste 2 finali che ti dicevo, dove abbiamo, specialmente a Palermo, devo dire, c'è stato un bel coinvolgimento, dove c'è stato il presidente della società Palermo, l'arcivescovo è stato presente, il nostro presidente è stato anche vicino a noi in questa manifestazione a Palermo, e poi fatta in un campo, certo, a Renzo Barbera. Credo che sia stata la ciliegina sulla torta. Stavamo parlando dei nostri amici immigrati, ecco, che hanno giocato sul campo della Favorita, e non è tutti i giorni, ecco, avere la possibilità di giocare in un grande stadio, da un campo di periferia in un campo grande e importante come quello della Favorita. Ma la cosa più importante è che ad assistere a queste gare, ecco, c'erano anche degli osservatori. Cioè, significa che oramai anche questo torneo va in un circuito ben determinato di addetti ai lavori. Sì, ti devo dire che per esempio a Palermo c'è stato il direttore sportivo del Palermo che per un paio di volte l'ho visto in diversi campi ad assistere alle gare di questi ragazzi, e ti posso confermare che di solito al fine del torneo i 2 o 3 ragazzi che vanno a finire in società tra i dilettanti e i semiprofessionisti ci sono, perché come hai detto tu e come hai visto anche tu, ci sono dei ragazzi veramente in gamba che sicuramente con un allenamento mirato e adeguato e seguito veramente da personale specializzato, riusciranno a dare qualcosa in più in questo sport. Però ripeto, per noi aver completato questo progetto coinvolgendo più di 500 ragazzi, avendo svolto tantissime partite su tutto il territorio della Sicilia, riuscendo sempre a finire con un fair play, a finire con un pranzo tutto assieme, a finire con una merenda tutto assieme, per noi questa è la vittoria che ci porta a poter anche organizzare la fase finale a settembre a Roma, e sicuramente da ottobre poi si penserà e per loro è anche uno stimolo, perché a certi livelli forse non c'erano mai arrivati. Sì, sicuramente per loro è uno stimolo importante dove possono realizzare il loro sogno, che per molti è quello di diventare calciatori. Ebbene Angelo, allora invece a livello locale, poco fa noi abbiamo parlato di terza categoria, ma ci possiamo anche pure soffermare su quello che potrà succedere anche a livello di calcio di base. Sì.
ci sono stati anche dei corsi particolari durante i quali sono state coinvolte le insegnanti, i professori. Sì, sì, noi come ogni anno facciamo dei corsi di formazione nelle scuole, lo facciamo da diversi anni con il nostro delegato Giovanni Puccio, che puntualmente riesce sempre ad essere incisivo, professionale, a trovare delle scuole che aderiscono a questi progetti, quindi abbiamo portato avanti tutto ciò che è possibile a livello teorico, quindi come dice l'amico Stefano Valenti non ci siamo fermati dove era possibile lavorare anche con la piattaforma, e quindi diciamo che il nostro lavoro finché poteva essere portato avanti è stato fatto. E a livello di base, Carmelo, noi speriamo sempre di ripartire con i nostri campionati, giovanissimi, allievi, tutto ciò che si può fare. E anche lì c'è tanta voglia, i ragazzi sono stati fermi per quasi 2 anni, hanno perso 2 anni di attività ed è molto importante. Le rappresentative si sono fermate. Sì, sono fermate ora a questo punto praticamente bisogna saltare qualche classe, sì, sicuramente, si passerà al 2000 e non so che cosa. Perché l'età è quella che è, quindi si va avanti. Diciamo che questi ragazzi hanno perso 2 anni di attività molto importanti, si sono bruciati 2 anni. Ma anche all'aspetto pure psicologico, c'è gente che non esce di casa, che non ha più, insomma dobbiamo riprendere piano piano a tornare alla normalità, dare la possibilità a questi ragazzi di ritornare liberi a scorazzare in mezzo ai campi, ai nostri campi, a divertirsi come facciamo. E noi staremo lì ad organizzare tutto ciò in sicurezza per farli divertire e farli gioire come si faceva prima. Ecco, come scuole calcio invece? Anche lì dobbiamo ripartire, ci sono molte diciamo, non richieste, però disponibilità a ripartire, a rimettersi di nuovo in gioco, e quindi noi stiamo lavorando, ripeto, nell'organizzazione a dare loro la possibilità di accoglierle nel momento in cui ci fanno la richiesta di ripartire e quindi seguirle poi durante l'anno in corso calcistico. Carmelo, se permetti, pubblicamente volevo pure dire una cosa al nostro coordinatore regionale Stefano Valenti, che questo progetto che abbiamo visto è un progetto che va avanti da qualche anno. Certo. Però è cresciuto assieme, è cresciuto tantissimo, perché so l'amore, la professionalità, l'impegno che ci mette Stefano in questa attività, e si è cresciuto sotto l'aspetto della quantità e della qualità, molto merito, tutto il merito di Stefano Valenti e dei suoi collaboratori a livello regionale, perché noi abbiamo visto qua Agrigento, ma tutto ciò viene ampliato a livello coordinare, portare avanti un lavoro nella nostra Sicilia, che è grande, una regione più grande, dove si fa tanta attività, non è semplice, e quindi diamo merito e facciamo un plauso e siamo orgogliosi che il nostro diciamo, compaesano nella nostra provincia gestisce tutto ciò a livello regionale. Per noi è un merito, un vanto, e quindi volevo fare pubblicamente i complimenti a Stefano per ciò che sta facendo, e gli auguro sempre di portare avanti questi progetti come sa fare lui, naturalmente. Ecco, parliamo ora dell'immediato Io futuro. ringrazio Angelo di questi complimenti, però come lui sa piace diciamo, lavorare in gruppo, lavorare con uno staff creato, diciamo, è creato specificamente per ogni ruolo, così come abbiamo fatto ad Agrigento, dove per 5 anni siamo riusciti a creare uno staff dove siamo riusciti a portare avanti delle bellissime iniziative in quel periodo. Anche ora a livello regionale ho accanto uno staff veramente professionale, uno staff regionale professionale che mi accompagna e che ci aiutiamo in questa organizzazione di questi eventi, oltre ad aver ampliato anche tutti gli staff, tutti i collaboratori provinciali, per essere più vicini alle società, per essere più vicino ai bambini, in maniera tale da poter incentivare il gioco del calcio, però come una fonte veramente educativa, e ne prova anche, se vogliamo parlare, anche della Carta dei diritti che abbiamo portato avanti e stiamo cercando di pubblicizzare in maniera forte, la Carta dei diritti e dei doveri dei bambini e anche dei genitori, perché se è vero che questo sport è uno sport bellissimo in cui il bambino è il protagonista, in cui il bambino deve
essere guidato da persone veramente specializzate, formate, se è vero che deve avere il diritto di giocare, deve avere il diritto di divertirsi, deve avere il diritto di non essere considerato un campione, è anche vero che dall'altra parte il genitore deve fare la sua parte, il genitore deve accompagnare il bambino in questo cammino, percorso, deve cercare di non intromettersi tra virgolette nelle questioni tecniche che va lasciato agli allenatori, e deve gioire con il proprio bambino, deve far capire che non necessariamente una partita si deve vincere, ma è un confronto in cui il bambino deve cercare di, attraverso questo bellissimo gioco, di divertirsi. Poi più avanti ci saranno le occasioni, ci sarà la possibilità di poter entrare in una categoria agonistica dove si potrà, anche noi abbiamo i nostri centri federali dove dai 12 anni in poi riusciamo a tirare fuori, a dare anche un'attività prettamente selettiva per poter valorizzare al meglio il bambino che ha quelle capacità. Ma da ultimo non vorrei che si dimenticasse delle bambine. Certo. Questa è un'attività che abbiamo preso anche noi a cuore per tanti motivi, perché è giusto che le bambine abbiano le stesse pari opportunità dei bambini, dei ragazzi, è giusto che facciano la scuola di calcio nel vero senso della parola, non devono essere di contorno a una partita, ma che devono essere veramente le protagoniste. E su questo anche qua stiamo portando avanti dei progetti importanti, dei progetti che riguardano alcuni fatti a livello nazionale, il cosiddetto progetto Playmakers che è partito per bambini di 5-8 anni, e uno ne partirà, abbiamo un corso di aggiornamento, un corso di formazione che finirà questo mese e che partirà a settembre, 1-2 calcio, che è rivolto alle bambine della scuola dell'infanzia. Cioè un percorso che parte già dai 5 anni a salire per dare formazione a queste bambine, sia alle bambine ma anche agli istruttori, perché chiaramente le bambine vanno viste con un occhio particolare e devono essere formate anche qua. Dobbiamo formare le persone che possano veramente coinvolgere queste bambine per poi poter in avanti riuscire anche noi, perché no, ad avere una società, una squadra di calcio 11 femminile che possa anche nella nostra provincia essere alla pari dei maschietti. Bene, adesso abbiamo in linea telefonica il nostro Presidente Sandro Borgana. Presidente, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i suoi ascoltatori. Ecco, non solo i nostri ascoltatori, ma anche Stefano Valenti che è accanto a me, e Angelo Caramanno, il nostro delegato della provincia di Agrigento. Due cari amici che saluto affettuosamente. Ciao Presidente, ti salutiamo anche noi, ciao. E allora, Presidente, si sta ritornando lentamente alla normalità. È stato un mese di giugno molto produttivo, e durante il quale si è conclusa una stagione, diciamo, chiamiamola anomala, ma ci è voluto tanto coraggio per portarla avanti. Io mi riferisco al campionato di eccellenza, un modulo diciamo quasi anormale rispetto ai campionati normali che si sono succeduti nel passato, però che ha dato il suo responso finale. Da una parte ha vinto il Giarre, dall'altra parte ha vinto la San Cataldese, due squadre che si sono aggiudicate un campionato difficilissimo, anche se ha 10 squadre. Allora, io intanto dico una cosa: certamente è una formula diciamo così, che non definirei anomala ma straordinaria, cioè determinata da condizioni straordinarie che sono state quelle del Covid. E in questo contesto c'è da dire una cosa che secondo me è significativamente importante. Nelle condizioni in cui ci trovavamo, il campionato di eccellenza, ma non soltanto il campionato di eccellenza, il campionato di eccellenza, il campionato di Serie C1 di calcio a 5, il campionato di eccellenza femminile, il campionato di calcio a 5 femminile regionale quindi sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale, e noi abbiamo ripreso queste attività avendo una partecipazione che è stata al di là di ogni più rosea aspettativa.
soprattutto nel girone B dove hanno partecipato 13 squadre su 16 e nel girone A ne hanno partecipato 10 su 16, diciamo così, stendiamo un velo di pietà su alcune circostanze che tuttavia ormai fanno parte del passato, le abbiamo dimenticate e speriamo di avere un futuro che coinvolga tutte queste squadre che non hanno voluto riprendere la vita e che io ritengo veramente, veramente importanti per il nostro campionato. Abbiamo come dire, abbiamo fatto una cosa che è importantissima. Abbiamo detto a tutti che riprendevamo non tanto e non solo per quello che è l'aspetto sportivo della ripresa, ma soprattutto perché riprendere significava tornare a vivere. I campionati sono stati, nonostante la formula straordinaria, sono stati belli, sono stati interessanti, sono stati, diciamo così, condotti con grande spirito di sacrificio a tutte le società, sono stati condotti bene perché non abbiamo dovuto rinviare neanche una gara, hanno avuto delle fasi finali correttissime, poi ha vinto chi ha voluto il campo, io non dico che ha vinto il migliore, di solito vince chi è bravo ed anche fortunato. Credo che le 4 squadre che sono andate in finale erano le 4 migliori squadre che avevamo nel sistema calcistico regionale e tutte e 4 avrebbero meritato di andare nel campionato di eccellenza, quindi io faccio gli auguri del campionato di Serie D, io faccio gli auguri a chi ci è andato nel campionato di Serie D, ma veramente ringrazio le altre 2 e tutte quelle che hanno partecipato, perché si è trattato veramente di un grande segnale di attenzione verso il comitato regionale e soprattutto verso il presidente che ci ha messo la mano. Ecco, ormai si è ritornati quasi alla normalità. Diciamo che tra i vari club e le varie società c'è anche un po' di euforia per la ripresa dei vari campionati. Chiaramente ritornare alla normalità significa ritornare diciamo, a competere in maniera più omogenea, quindi con maggiore squadre. Una formula ordinaria, ecco, esatto. È quella che ecco, secondo una formula più che ordinaria normale, che è quella che abbiamo sempre avuto e che è quella che noi veramente auspichiamo, cioè il ritorno alla normalità in tutti i sensi, quella normalità che prima sembrava tanto noiosa e che invece ora diventa tanto agognante. È chiaro, ma senta una cosa, 2 grandi città come Siracusa e Agrigento sono rimaste al palo. Ecco, in prospettiva, tra non molto ci saranno anche, sarà divulgato anche il nuovo regolamento che potrà prevedere anche il ripescaggio nella categoria superiore. Ecco, si prevedono queste cose anche quest'anno oppure no? È ancora troppo prematuro per fare queste valutazioni, perché queste valutazioni saranno il risultato di un processo di iscrizioni che non sappiamo che risultati darà, saranno il risultato di considerazioni che saranno fatte rispetto alle norme speciali che riguardano le seconde classificate. Queste nostre 2 grandi società sono 2 seconde classificate e questo ragionamento è evidente, lo dobbiamo rinviare almeno di un mese. Bene. Quando avremo le idee chiare su quello che avverrà in Serie D. Ancora è troppo prematuro. Bene, noi ringraziamo il nostro presidente Sandro Morgana. Gli auguriamo. Un'altra cosa. Sì, prego. Dire l'ultima cosa, perché voglio dire, noi abbiamo parlato di ripresa. Io credo che di per sé la ripresa a settembre dovrebbe andare in una condizione, diciamo, di relativa serenità, perché si prevede che a settembre ci saranno oltre 40 milioni di italiani vaccinati. Io credo che quelli che non saranno vaccinati saranno quelli come me, immuni, perché avendo contratto il Covid hanno ormai, si calcola che hanno un periodo di immunità che va dagli 8 ai 12 mesi, ma c'è un terzo elemento che io voglio dire per la prima volta oggi in questa trasmissione. Sabato, grazie ad una convenzione, ad un protocollo sottoscritto tra il CONI e la regione siciliana, inizia la campagna vaccinale per tutti gli atleti e sabato sarà la prima giornata presso il CTO a Palermo per tutti gli atleti del sistema sportivo siciliano. Questa è una bella novità.
faccio attraverso questa emittente un appello a tutti i nostri calciatori, a tutti i nostri giovani calciatori, e cioè vaccinatevi, 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 perché attraverso la vaccinazione noi andiamo incontro alla normalità, perché attraverso la vaccinazione noi possiamo giocare nei campionati di settore giovanile, nei campionati delle attività che gestisce Stefano, nei campionati dei dilettanti, in assoluta tranquillità. Quindi vaccinatevi. Da sabato inizia questa campagna vaccinale grazie a questo protocollo che ha sottoscritto il CONI e la Regione Siciliana. Benissimo. Benissimo, io la ringrazio Presidente, è una bella notizia anche per i giovani calciatori, che tutto possa avvenire secondo i piani prestabiliti. Buona serata a tutti. Noi ci avviamo verso la conclusione, ecco, parliamo un po' del futuro con diciamo, la tranquillità, la serenità di ritornare alla normalità. Stefano, cosa c'è dietro l'angolo? Ma dietro l'angolo c'è la nostra voglia di presentarci a settembre con una programmazione ben delineata e soprattutto cercando di andare avanti verso le nostre linee guida, che è quello di voler coinvolgere le società e in particolare le scuole calcio d'elite ad un percorso educativo più che un percorso agonistico. C'è una differenza enorme e noi vogliamo andare avanti su questa strada. Sappiamo che è una strada difficile perché noi predichiamo sempre che per noi il bambino è al centro dell'attenzione, è colui che deve giocare, che deve divertirsi. Non deve essere l'allenatore che deve utilizzare il bambino nella categoria esordiendo pulcini dove non c'è classifica, ma partecipare a dei tornei per un vanto di aver vinto un torneo dei pulcini che non esiste, oppure dobbiamo anche educare, tra virgolette, altre figure che sono attorno ai bambini, come i dirigenti o come la stessa famiglia, nel vedere questo gioco effettivamente per questa fascia d'età come un momento di svago, come un momento, non vederlo un gioco in miniatura, perché molte, Carmelo, scusami se lo dico, ma è come vedere un adulto in miniatura, cioè molti pensano di vedere il bambino, volerlo vedere giocare in campo a 11, volerlo vedere accanto alla figura dell'arbitro, vederlo fare un torneo, un campionato come fanno gli adulti, ma dobbiamo avere quella capacità di settoriare le due cose, cioè l'adulto ha un suo percorso, il bambino ne ha un altro e il nostro bambino, quello che noi teniamo veramente a cuore, è quello di farlo crescere con dei giochi in funzione all'età, in funzione alla propria categoria. I bambini devono giocare 5 contro 5, poi 7 contro 7, poi 9 contro 9, è un percorso graduale. Ma per fare questo noi abbiamo bisogno della collaborazione di tutti gli addetti ai lavori, Carmelo. Noi stiamo portando avanti veramente un'attività, devo dire, non pesante, nostra bella, però abbiamo anche questa davanti della mentalità che dobbiamo cercare di modificare, perché questo percorso va fatto insieme, perché questo percorso non può essere fatto solo da Stefano Valenti o dalla federazione, ma va fatto assieme ai tecnici, assieme alla società, assieme ai genitori, assieme ai dirigenti. E sono convinto che è un percorso che sicuramente non cambierà da un anno all'altro. Noi stiamo avviando questo percorso, certo, ma sono convinto che la politica dei piccoli passi, come ho sempre detto, è quella che va bene, cioè per noi va bene il prossimo anno avere ancora delle società in più rispetto a quello che abbiamo avuto gli anni passati nel seguirci in questo percorso. E con maggiore euforia. E con maggiore euforia, perché sicuramente sono convinto, come ho sempre detto, ho sempre parlato con Angelo, con il Presidente Morgana, che una volta passato questo momento ci sarà sicuramente quella voglia, quella volontà di ricominciare ancora di più, con più voglia, a riprenderci i campi di calcio, a giocare a calcio, perché questa attività per noi, come per tutti, è un'attività veramente bella che solo questa pandemia ci poteva fermare, ma superando questo momento credo che non ci sono altre forme che possano diminuire questa voglia, questa volontà di poter riprenderci quello che abbiamo. Anzi, credo che abbiamo veramente il diritto di dover recuperare questi 2 anni persi, questo anno e mezzo perso, perché i bambini ne hanno risentito tantissimo, gli adulti anche, gli anziani pure, però i bambini, ci sono molti bambini che non hanno nemmeno iniziato l'attività motoria e poi credo che fare attività motoria, non solo giocare a calcio, ma fare attività motoria, credo che sia la cosa principale per poter crescere bene.
Angelo, gli istruttori devono fare anche da psicologi. Sicuramente un gran lavoro, Carmelo, e noi abbiamo le persone giuste che saranno sicuramente in campo a farlo. Io, Carmelo, volevo riprendere il discorso di prima, stiamo a parlare delle bambine, ma noi ad Agrigento ci stiamo attivando pure per far nascere una squadra di calcio a 11 femminile. Questo è ciò che vogliamo noi a livello provinciale, ciò che vuole il nostro presidente Morgana. A tal proposito abbiamo avuto una riunione molto interessante la settimana scorsa con il responsabile del calcio femminile regionale Natale Ferrante, che è venuto nella nostra delegazione. Io ho invitato diverse persone che amano il calcio femminile e che negli anni passati si sono spesi in questo settore, mi hanno dato la disponibilità, sono stati presenti, molto interessati, e si sta programmando appunto di mettere insieme varie realtà e estrazioni di paesi diversi per far nascere almeno partiamo con una squadra a livello provinciale. Ci sono le condizioni per farlo e quindi spero di portare avanti questo progetto con l'aiuto di tutti e poter ripartire. E poi, che dire, abbiamo avuto una bella presenza nella nostra delegazione del nostro presidente Morgana, che ha fatto visita a tutte le 10 delegazioni della Sicilia, quindi è venuto ad Agrigento con molto piacere, ci ha dato le linee guida, ci ha dato lo stimolo per andare avanti, ci ha fatto vedere i progetti che ci sono in itinere, e quindi noi li sposiamo in pieno e cerchiamo di seguirlo, perché le sue indicazioni ci porteranno sicuramente ad una ripresa totale nell'immediato futuro. E quindi, che dire, siamo pronti per ripartire e far divertire quanti amano questo bellissimo gioco del calcio. Benissimo, non so se ancora volete aggiungere qualche cosa, la trasmissione termina qua. L'unica cosa, Carmelo, sì, che stanno nascendo due bei campi di calcio nella nostra provincia, sì. Porto Empedocle e Aragona. Sì, queste due belle cittadine con un passato glorioso avranno finalmente un campo in erba, sintetica ultima generazione. Io con Stefano sabato abbiamo visto quello di Aragona, eccezionale, un gioiellino veramente curato in tutti diciamo, i settori. Lì c'è stata la spinta del nostro componente Tonino Butera, che ha veramente, noi salutiamo che salutiamo Tonino, che ci sta mettendo anima e cuore da diversi anni, da Pungolo, da Stimo, fa parte del condutto dello sport del Comune di Aragona ed è uno di quelli che è sempre pronto, si attiva. E finalmente mi diceva Tonino un sogno che si sta realizzando, perché già è in fase di completamento. E diciamo che questi due campi possono essere pure molto utili per noi della delegazione di Agrigento, ma anche a livello regionale, perché nel momento in cui vengono completati, omologati, lì possiamo fare tante attività. Anche il calcio femminile, una struttura così bella, così pulita, ampia, c'è la possibilità di fare entrare le ragazze e fare attività in sicurezza. E quindi diciamo che possono essere utilizzati anche da noi per le varie rappresentative a livello provinciale, ma anche a livello regionale, perché abbiamo la fortuna di essere al centro della Sicilia, quindi Porto Empedocle e Aragona si prestano a tali iniziative. È bello ritornare alla normalità e sapere pure che finalmente, dopo anni di forzature, di pressioni, ecco, due città storiche dal punto di vista calcistico come Aragona e Porto Empedocle, ecco, stanno ritornando ad essere normale, tra virgolette. Gli stadi sono stati rimessi a nuovo e quindi quando prima, ecco, sicuramente ci sarà il ritorno al calcio che conta, e questo è l'augurio che noi facciamo non solo ad Aragona e a Porto Empedocle, ma anche a tutte quelle altre città che per ovvie ragioni si trovano un po' in ritardo, ma sono convinto che con l'euforia del ritorno alla normalità anche loro si attiveranno per, ecco, avere degli stadi decenti e dei rettangoli di gioco che ancora in provincia sono in terra battuta. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dedicata alla FIGC. Abbiamo avuto ospiti l'assessore comunale allo sport Costantino Ciulla, il consigliere comunale Gerlando Piparo e poi il nostro presidentissimo Sandro Morgana. Con lui ci siamo dilungati, abbiamo parlato anche della conclusione di questo travagliato campionato di eccellenza. Ci ha anticipato che ci saranno anche delle
delle piacevoli novità per quanto riguarda la vaccinazione dei calciatori. Bene, a questo punto ringrazio i miei ospiti, Angelo Caramanno e Stefano Valenti. A voi do appuntamento in occasione di una prossima puntata, sperando sempre tornando nella normalità, di poter dire quali sono le ultime novità per quanto riguarda lo sport ad Agrigento e il calcio in particolare. Buonasera a tutti.